La Francia ha scelto i primi risultati delle legislative, sfida l'ultimo voto Macron-Mélenchon per il controllo del Parlamento. Medvedev: quando l'Ucraina potrà entrare l'Unione Europea sarà morta. Zelensky: non cederemo il Sud. Stoltenberg: guerra può durare anni. Fase di stallo in Ucraina mentre continua la pioggia di missili sul Donbass. 2 comandanti Azov trasferiti in carcere a Mosca. 5 Stelle, riunione d'urgenza serale, ipotesi espulsione di Di Maio, il ministro: attacco con odio, così si destabilizza il governo. Paura in Vaticano, un'auto viola un posto di blocco, le forze dell'ordine inseguono e arrestano l'uomo. Caldo torrido nel nord Italia, Milano e Torino nella cappa d'Afa, fiumi e laghi ai minimi storici, le strategie antisiccità degli agricoltori. Domenica d'oro dello sport italiano, Berrettini re sull'erba, vince il torneo del Queens a Londra, le farfalle della ginnastica ritmica sul podio degli europei ai mondiali di nuoto a Budapest, Martinenghi trionfa nei 100 rana. Buonasera dal TG1. La guerra in Ucraina ma anche le elezioni legislative in Francia. Tra pochissimo ci collegheremo con Parigi per le prime proiezioni. Cominciamo però dal Donbass, dove continua costante l'offensiva di Mosca. Il presidente Zelensky ribadisce: non cederemo il sud del paese, ma arriva la nuova minaccia dell'ex presidente russo Medvedev, che dice: quando l'Ucraina sarà pronta per entrare l'Unione Europea non ci sarà più. Andiamo allora in diretta sul campo dal nostro inviato